In tutti i PON ci sono stati moduli di scienze, alcuni di questi sono stati curati poi da esperti e da tutor interni, quindi da colleghi interni della scuola, per altri invece abbiamo stipulato delle convenzioni con diversi dipartimenti dell'università. Per cui ci sono state delle convenzioni che hanno riguardato sia moduli dei PON su orientamento, proprio in questo momento ci sono dei moduli aperti che prevedono la collaborazione con l'università, con il Dipartimento di Scienze del Farmaco e con l'ospedale Cannizzaro. Abbiamo avuto dei moduli invece che riguardavano in particolar modo l'alternanza scuola-lavoro, e il PON si è concluso nel mese di luglio. Prevedeva 6 moduli, 3 per il liceo, 3 per il tecnico, e che anche qui ha visto la collaborazione con diversi dipartimenti, in particolar modo con il Dipartimento Ingrassia appunto di Catania. Per cui in questi c'è stata proprio la collaborazione e la stipula di queste convenzioni con questi dipartimenti universitari, e noi ci teniamo molto perché chiaramente significa anche orientare, far conoscere agli studenti questa realtà universitaria, che è importante poi per quello che riguarda l'orientamento futuro